Fabio Cocco, capitano della Nuorese. Domani la squadra, in caso di vittoria o pareggio, potrebbe festeggiare la matematica promozione in eccellenza, un traguardo che vi siete meritato disputando un grande campionato. Sì, sicuramente sarà una festa per tutti, soprattutto per la città e anche per noi che comunque abbiamo costruito una buona squadra. Siamo riusciti a raggiungere anche diversi obiettivi e cerchiamo ancora di, di raggiungerli, nel senso che cercheremo di rimanere imbattuti fino alla fine. Io penso che sia un premio anche per la società, perché ricordiamo che il 6 di agosto non c'era niente e da quel giorno siamo riusciti a costruire un bel ambiente che ci ha portato a vincere il campionato. Affrontate il Porto Rotondo, una squadra, una buona squadra che all'andata vi creò qualche problema, quindi una gara comunque da affrontare con grande attenzione. Sì, sono giocatori molto esperti che fanno la categoria già da diversi anni, soprattutto in attacco sono molto bravi, hanno dei giocatori validi come Fera che è tanti anni che gioca anche in categorie superiori. All'andata mi avevano fatto un'ottima impressione, soprattutto perché non hanno temuto la prima in classifica, se la sono giocata a viso aperto, penso che sarà così anche domani. State preparando qualcosa oppure per scaramanzia attendete il fischio finale? No, vabbè, per ora la società non ci ha comunicato niente, però penso che se riusciremo a portare a casa la vittoria del campionato, qualcosa qua a Nuoro ce la inventeremo, diciamo.